Allora, Pier, tra l'altro questo EP che tu hai pubblicato la scorsa primavera, Sì. Ricordiamolo, è prodotto da Giovanni Maggiore Giovanni Giuvazza. Maggiore in arte Giuvazza. Giuvazza, che tra l'altro sarà qui ospite la prossima settimana. Io te Già. lo dico che se vuoi venire a vedere il produttore quando invece è dall'altra boh, parte, lo vedi poi alle prese. Quindi insomma, com'è andata la produzione dell'album? Ti siete trovati bene? Bene, Poi ci siamo tiriamo le trovati orecchie bene, alla ci siamo prossima. trovati bene, è stato un duro lavoro, abbiamo lavorato un sacco, però sono riuscito insieme a lui a tirare fuori qualcosa di bello che a me ha soddisfatto, anche a lui, e pian piano ce lo stiamo promuovendo in giro a destra e a sinistra. A destra e a sinistra, bravi, bravi. Allora, con cosa continuiamo questa Continuiamo con esplorazione una nell'EP? canzone che si chiama Il treno. Il treno. Il treno. Il treno, signori. Pier qui al Salotto di Mao. Corre questo treno senza più fermarsi, le voci della gente coprono la mente che guarda fuori silenziosa il cielo dell'inverno, alla ricerca tumultuosa di un fattore esterno. Rapide fermate come attimi e giornate, gallerie troppo oscure come incubi d'estate. Vedo luce in fondo al tunnel, forse un'allucinazione, e invece proprio no, è la giusta indicazione. È strano questo sì, ma oggi il sole splende. Vorrei parlare d'amore, ma non servirebbe a niente. Il suono della vita piace molto più di prima. Scusate, finalmente non ho più la testa china. Il paesaggio passa in fretta e non riesco ad orientarmi. C'è Vespa sul giornale, sembra inizi a raccontarmi. Tranquillizziamo quest'ambiente con della musica decente. La radio oggi passa, un cocciante prepotente. Rapide fermate, come attimi e giornate. Gallerie troppo oscure, come incubi d'estate. Vedo luce in fondo al tunnel, forse un'allucinazione. E invece proprio no, è la giusta indicazione. È strano questo sì, ma oggi il sole splende. Vorrei parlare d'amore, ma non servirebbe a niente. Il suono della vita piace molto più di prima. Scusate, finalmente non ho più la testa china. È strano questo sì, ma oggi il sole splende. Vorrei parlare d'amore, ma non servirebbe a niente. Il suono della vita piace molto più di prima. Scusate, finalmente non ho più la testa china. Pier qui al salotto. Allora senti, siccome siamo in diretta streaming adesso, per chi poi magari volesse approfondire, conoscere, c'è la tua pagina Facebook. Sì, c'è la mia pagina Facebook che si può trovare con il nome di Piertube. Cioè io ovunque mi trovo con il nome Piertube. 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 Piertube, anche il canale YouTube si chiama Piertube. Piertube, che è anche un po' perturbante, Sì. ricordiamolo perché c'è Piertube.
Perturbante, chi lo sa, magari il prossimo album indosserai una cosa, chi lo sa. Adesso non si sa ancora niente. Questi outfit un po'... sai, quelli poi alla fine sì, fanno molto. Senti, abbiamo detto che appunto hai fatto, come dire, un primo giro con questo tuo nuovo lavoro, stai scrivendo nuove cose. Sto scrivendo nuove cose man mano, step by step, scrivo un sacco di cose. Pian piano riferisco qua ai miei ragazzi, ragazzi un po' disubbidienti, però lo so. Sono arrivati un po' alla spicciolata stasera. A volte un po'... Sono impegnati, sono ragazzi. Sono ragazzi. È chiaro. Senti, il prossimo pezzo è un brano che parla di ragazze invece, no? Il prossimo pezzo si chiama Bene. È una canzone, non so, io me la sono immaginata negli anni 2000 a Festival Bar, non so perché, così, però mi dava questo mood, questa canzone, allora me la sono immaginata lì al Festival Bar. Vabbè, facciamo finta che sia estate, e allora sentiamoci bene questa Bene, Pier qui al salotto. Otto di sera, chi piange, chi spera, il sole al tramonto salda il suo conto. Ti sto aspettando, ti starai truccando. Apri la porta e mi chiedi: ciao, come va? Bene, questa è una domanda seria, lascia che io risponda in tutta sincerità. Sto come quella volta in spiaggia, tutti sulla stessa sabbia, onde di serenità. Partiamo, ascoltiamo il radiogiornale, la destinazione è appena 2 ore. Ci stiamo perdendo, inverti la marcia, mi guardi e sorridi, rubiamo una bici. Bene, questa è una domanda seria, come Bonnie e Clyde in fuga, io Lupin, tu la mia musa. Guarda, una stella ci accompagna, brilla sulla nostra testa e Tozzi ce la canterà. Bene, questa è una domanda seria, lascia che io risponda in tutta sincerità. Sto come quella volta in spiaggia, tutti sulla stessa sabbia, onde di serenità. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Grazie.